di cultura, ma non solo, si parla anche di lavoro perché lo sapete, è importante capire dove va il mercato del lavoro. C'è il Digital Meet 2022 in particolare, che appunto è arrivata alla 10ª edizione, ne abbiamo parlato anche in passato, è un grande festival dedicato proprio all'alfabetizzazione digitale e da questo punto di vista è interessante capire a che punto siamo in Italia. Ci ha raggiunto in diretta il direttore scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali, Paolo Gubita. Buongiorno professore, grazie per essere qui. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, come ogni anno, ovviamente, con il vostro osservatorio date un po' il metro di quella che è la situazione in Italia. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno abbiamo analizzato l'andamento delle imprese digitali in Italia nell'ultimo decennio. E ci sono un paio di notizie interessanti. La prima è che passiamo da circa 100.000 imprese digitali nel nostro paese nel 2012 a 146.000, più 40%. Prima notizia. Seconda informazione, fatto 100 il totale delle imprese nel nostro paese, quelle digitali passano dall'1,7% al 2,4% e quindi il peso relativo di queste imprese cresce. Questi due dati ci dicono altre due cose, se posso aggiungere. La prima è che nonostante la crisi del debito sovrano nel 2011-2012 e nonostante il Covid, questo comparto ha reso il nostro paese più resiliente, perché ha permesso a molte persone di trovare uno sbocco professionale in termini imprenditoriali e ha messo al servizio del paese soluzioni digital based che sono la più bella rappresentazione di cosa vuol dire per la nostra società. Negli ultimi 2 anni, e chiudo, c'è stata un'impennata di imprese digitali e in particolare delle imprese digitali operanti nell'e-commerce. Assolutamente sì. E il palinsesto invece di questo bell'evento dal 18 al 23 ottobre ce lo può sviscerare in breve tempo? Il Digital Meet sarà diffuso in tutto il paese e metterà a disposizione della cittadinanza esperienze di trasformazione digitale e di imprese e di lavori che dalla trasformazione digitale ricavano opportunità di impiego e opportunità di servizio per la cittadinanza e per le imprese nel loro complesso. Quindi un festival non a macchia di leopardo, ma a macchia d'oro. Ecco, la metafora è molto chiara. Dal 18 al 23 ottobre il Digital Meet, l'abbiamo detto, il festival italiano dedicato all'alfabetizzazione digitale. Abbiamo capito che c'è sicuramente tanto mercato, che è un settore in espansione, ce l'ha confermato il professor Paolo Gubita, ed è fondamentale, professore, ce lo può confermare, che anche il mondo della scuola si attrezzi per formare meglio i ragazzi in questi settori. È evidente che è così, non solo perché le nuove generazioni sono native digitali, ma anche perché anche la scuola, anche l'apprendimento basato che integra la didattica tradizionale con la didattica che utilizza gli strumenti digitali favorisce processi di apprendimento veloci e funzionali a un successivo inserimento nel mondo del lavoro. Riguardo alla scuola, però, se mi permette, l'importanza di questa trasformazione riguarda anche i territori. E la nostra ricerca dimostra che le imprese digitali possono essere lo strumento attraverso il quale ricucire il nostro paese lungo e stretto. E sa perché? Perché in questi ultimi 10 anni il sud e isole hanno recuperato in termini di presenza di imprese digitali rispetto alle altre aree del paese, e la Campania è la regione nella quale c'è stato l'incremento maggiore di numero di imprese digitali. Erano 9.800 nel 2012, erano 8.300 nel 2012 e sono diventate 14.500 nel 2022, più 72%. L'Italia si ricuce non solo con le politiche pubbliche che danno strumenti, ma anche attraverso la valorizzazione del capitale umano che vive e produce nella terra in cui è nato.
Assolutamente sì, grazie mille allora Paolo Gubitta, direttore scientifico Osservatorio Professione Digitali, e ricordiamo che potete andare al Digital Meet, questa 10ª edizione, dal 18 al 23 ottobre. Grazie mille direttore. Grazie a lei.